Seconda parte. E che seconda parte? Perché le sorprese questa sera non finiscono mai. Chi abbiamo qui che ha preso il posto di Boris Bottega? Laura Cagnato, educatrice di Roncade. Grazie Laura per essere qua questa sera, ma soprattutto perché è qua Laura. Voi non avete idea che telefonata mi ha fatto. Racconta Laura, cosa ti è venuto in mente di fare? Allora, innanzitutto ho pensato di prendere contatto con te, Mirella, perché innanzitutto perché ho colto in te la sensibilità, ma anche perché prendi, una volta che dici di sì, in qualche modo, di dare una mano a qualcuno, porti a termine degli obiettivi, insomma, sei una persona concreta. Allora, io ho avuto la grazia di ereditare una casa molto grande, una casa di famiglia. E questa casa al quale ho ereditato, nel mio cuore ho questo desiderio di poterla trasformare in una casa famiglia. Però un progetto messo lì così desideravo metterlo a condividere con gli altri, proprio basandomi proprio letteralmente sul termine del significato di condivisione, spezzando la parola, dividere, perché sono convinta che nella divisione di problemi, di difficoltà, nello spezzare insieme si moltiplicano le risorse. Allora, a te è venuta questa idea, certo. Hai detto io ho questa casa molto grande, certo. sono da sola. Io ho voglia di condividere la mia casa con delle persone che sono in difficoltà, certo. che al momento hanno bisogno di essere aiutate e perciò io metterei a disposizione questa casa appunto per questo scopo. Certo. Oddio, allora, intanto ti ringrazio di cuore per aver pensato a noi, alla grande famiglia di Rete Veneta. C'è tanto bisogno, Laura, di case, tantissimo bisogno, specialmente di case accoglienti per le famiglie, per i bambini, per i ragazzini, ma soprattutto per dare loro un po' di serenità, perché il lavoro si fa fatica a trovare, se non trovi il lavoro non ti danno una casa, perché devi avere un lavoro per avere appunto un appartamento, e questo se uno non lavora non può succedere. Cosa dovremmo fare con Laura? Prima cosa dovremmo andare a visionare la casa, voi verrete insieme alla Mirella la prossima settimana e andremo a casa di Laura. Vedremo questa casa, dopodiché chiamerò chi di dovere, perché ci vuole anche gente preparata, certo. E poi andremo, il prossimo passo sarà il passo della regione, perché là veramente capisci cosa bisogna fare, che aiuti si possono avere e se questo sogno, che è il mio grande sogno, si potrà realizzare. Lei, vice sindaco, cosa può dire a Laura di questa idea? Che intanto è una dimostrazione di un grande cuore, credo, è da applaudire e che sicuramente possono esserci delle forme appunto di finanziamento regionale, europeo, perché noi stiamo svolgendo proprio questo tipo di iniziativa a supporto di alcune diciamo così, categorie di persone in difficoltà e abbiamo vinto un bando e stiamo appunto percorrendo questa strada di finanziamento, allestendo questi locali da dedicare a queste persone. Ma questi locali sono privati? No, in questo caso sono locali dell'amministrazione pubblici e di conseguenza che mettiamo a disposizione proprio per intervenire. Più avvantaggiati di un privato? Lei che può dirci qualcosa? Beh no, ci sono delle forme di pubblico-privato che possono naturalmente creare questa sinergia e condivisione, di conseguenza credo che va studiata con i dirigenti magari o del comune o della regione e si possono, ripeto, noi abbiamo vinto proprio un bando assieme agli altri comuni e noi abbiamo questo incarico di costruire e di edificare questo centro di accoglienza per le persone in difficoltà. Non è neanche poi tanto piccolo, ma lo stiamo facendo in un fabbricato di nostra proprietà. Io non so se riuscirò a trovare quelle immagini, sono passati tanti anni, erano proprio agli inizi di questa grande famiglia di Veneti Schiacciati
nel quale io vi ho portato a vedere queste case che sono anche, penso che ci siano tuttora, non ho avuto più notizie, a Vittorio Veneto, dove appunto questa persona che è venuta ospite con suo figlio gestiva queste case, aveva preso in affitto queste case e addentro aveva delle persone in difficoltà che lei gestiva e cercava di dare un sostegno. C'erano anziani, c'erano persone un po' diversamente anche abili, c'era un po' di tutto, per lei gestiva. E appunto mi ricordo che ancora all'epoca mi aveva detto abbiamo dei finanziamenti europei e io sono riuscita a mettere in piedi questa bellissima iniziativa. Ma dentro di te, perché io so, perché lei non si è fermata qua, per paura che qualcuno dica di no, lei sta facendo anche dei corsi, cosa stai facendo? Allora, mi sono proprio iscritto, avrei intenzione proprio di partire a Verona, ho preso contatto per diventare console professionale, nel senso proprio di aiuto alla relazione, perché in un contesto sociale, culturale molto individualista non c'è più tempo per ascoltare i bisogni profondi della persona, e secondo me una persona quando viene accolta nel suo, che non è il bisogno, cioè il bisogno, trasformarlo in una risorsa e metterlo può dare tanto, ecco. Quindi una persona non può essere schiacciata per motivi della vita, una perdita di lavoro, potenzialmente è una cosa che può accadere a ciascuno di noi, quindi questa capacità di empatia, di capire il problema della persona e darle un'opportunità e la speranza. Credo che la speranza sia un potenziale di poter dare una marcia in più, far partire una persona, sentirsi meno solo. Noi abbiamo sentito, anche io ho avuto ospite a Sveglia Veneti l'assessore sociale che voi avete visto nei filmati precedenti, Gloria Tessarolo, la quale proprio ha chiesto aiuto ai comuni vicini perché doveva trovare dei rifugi per far dormire queste persone che sennò sarebbero state all'aperto. Perciò pensate quanto bisogno abbiamo di strutture, di casa, per accogliere quelle persone che per varie circostanze della loro vita si sono proprio viste senza più niente, senza famiglia, senza casa, senza lavoro. Pensate, chi l'avrebbe mai detto nel nostro ricco nord-est? Facciamo un punto di domanda. Allora, per sollevarci un pochino, se sono rose fioriranno, il fiorista di Genson di Piave, Francesco, che ringrazio tantissimo, adesso ho capito perché mi è arrivato quel mazzo di rose enormi, addirittura con gocce come di sangue, ma con la perlina dentro, che ogni mattina faccio vedere a Sveglia Veneti, perché se sono rose fioriranno. Andiamo col prossimo servizio. Buonasera a tutti, siamo a Genson di Piave, nel villaggio di Natale, e vicino a me chi c'è? C'è la signora Lucia, che è? Sono il consigliere delegato alla Biblioteca e Cultura di Genson di Piave, dell'amministrazione, e insieme a me c'è anche Rita Ceccon, che è un po' il cuore pulsante anche di questa iniziativa. Qua siamo davanti al villaggio di Natale, che è quello della Proloco comunale di Genson, e loro, parliamo proprio di solidarietà, hanno pensato di fare un piccolo dono a chi magari ha più bisogno. Siamo in un'epoca in cui abbiamo tanto ma ci accorgiamo di pochissimo, di poco. Ecco, questo è un modo, il presepe è il simbolo per accorgersi di chi ci sta intorno e dare una mano. E qui c'è un piccolo, vero Rita? Sì. Un piccolo pensiero per chi magari in questo momento di festa ha un po' più bisogno, insomma. Io so, Rita, che c'è anche una tradizione con un lenzuolino. Allora spieghiamo questa tradizione che c'è qui a Genson di Piave. Perché noi pensiamo che la ragazzina Maria, che si è trovata improvvisamente in un problema molto più grande di lei, nella sua povertà, nella sua semplicità, senz'altro avrà ricamato il corredino per Gesù. Avrà fatto di garza, di organza, di lino ramendato, nuovo, e ora noi con questa iniziativa all'ultimo bambino nato nell'anno regaliamo anche noi un lenzuolino, un piccolo corredino di augurio per questo bambino che viene. Un portafortuna. Simpaticissimo. Ecco, grazie. E ora anche noi il dono che facciamo per Rete Veneta, per i Veneti Schiacciati della Crisi, è proprio un lenzuolino o un pensierino, sempre in ricordo, un piccolo aiuto. Buonasera. E chi
Chi c'è qua? Un piccolo omaggio per la signora. Grazie, bellissime, guarda. Lei chi è? Ah, sono il fiorista qui di Zensone. Ma guarda che piacere, bellissimo comunque, delle rose splendide. Un bacio, minimo. Allora, Grazie. come mai questo paese proprio partecipa a questo Natale bellissimo con questi valori? Perché ho visto dappertutto c'è un qualcosa che è il simbolo del Natale. Ma guarda, qui fa parte proprio della popolazione di Zensone. Siamo tutte delle brave persone. È una bella cosa, Sì. visto che si parla poco di aggregazione, che Appunto, sembra che ognuno sì. non conosca il proprio vicino, qua No, a no. Zensone invece Sì. è l'incontrario. Si sta bene. No, no, qui ci vogliamo bene. Bellissimo, guardate. Sentiamo un giovane, eccolo qua. Quanti Cristian, anni hai? 29. E per te quali sono i valori del Natale, Cristian? Stare in famiglia, volersi bene, condividere quel poco che si ha in casa o che ognuno può dare agli altri. Adesso sta arrivando Susi con un pacco enorme. Ciao Susi, cos'è sta storia? Noi della comunità di Zensone di Piave vogliamo condividere il Natale regalando un dono al bambino più sfortunato che nella vostra associazione di volontariato ritenete conto. Allora Lucia, spieghiamo un po' questo percorso di questa casa del Natale, ma veramente su tutti i paesi c'erano queste luci e poi arrivi a Zensone e vedi sta meraviglia, ogni angolo un presepio. Ogni angolo un presepio, è il caso di dirlo, anche come avete potuto vedere, anche non solo nella piazza. Zensone non è un paese molto grande ovviamente, quindi non solo nella zona centrale, ma anche nelle vie, c'è anche proprio una via del Natale, ci sono questi, girando noi abbiamo fatto anche, c'è tanto di mappa, l'ho portata, insomma questo è il dépliant, quindi vedete in ogni presepio c'è una mappa con scritto voi siete qui, potete seguire un itinerario e visitarli tutti. Purtroppo era buio, noi siamo riusciti a fare quello che siamo riusciti perché era una cosa veramente bellissima. Questi presepi fatti dalle persone di Zensone, tutti quanti, anche quelli grandi che avete visto, sì, proprio anche intere vie che si mettono, vie. E questo è quello che mi piace più di tutto, perché è non lo so, io amo pensare a queste cose come un qualcosa di corale, no? Un po' come il coro, sarà deformazione professionale forse, non lo so, ma quando le persone si mettono assieme e lavorano insieme si conoscono e si superano tante cose, si superano le paure, si superano le incertezze, si impara a conoscere gli altri, no? Quindi a non averne paura. Molto spesso in quest'epoca abbiamo sempre molto paura, no? Del diverso, dell'altro. Invece questo è quello che secondo me capita un po' in questo momento a Zensone. Ma come si fa a coinvolgere tutto il paese? Non è mica semplice a coinvolgere i paesani, che tutti si mettono a lavorare, perché qua Gheselmi Novò combatte, sono stufo e cosa ha fatto tanto, invece la vedi proprio la partecipazione del paese. C'è la voglia, ecco, in questo senso. E poi famiglie, io dico sempre associazioni, scuola, perché anche le scuole hanno lavorato, quindi è proprio una cosa trasversale. E alla fine, ieri mattina, dopo messa, insomma, abbiamo fatto la chiusura con, diciamo, il diploma, tra virgolette, del presepista, la consegna del lenzuolino, l'ultima nata del 2018, un pensiero, un benvenuto alla vita per tutti i nati del 2018. Questi 3 doni che ci avete regalato in effetti sono quelli che io darò proprio mercoledì prossimo al Banco Solidale, proprio per i bambini meno fortunati e che hanno bisogno di questo aiuto. E forse il presepe, come dice Papa Francesco, evoca la solidarietà, no? Diciamo, lavorare assieme è un pretesto forse per scoprire dentro di sé qualcosa di buono, no? Che poi si mette in atto, ecco, che quindi può venire fuori un piccolo segno, però anche i piccoli segni sono importanti, sono dei grandi segni, no? E fanno crescere una comunità.
perché risvegliarsi come comunità è importante, soprattutto quando un paese come il nostro, un comune come il nostro risponde ed è comunque un piccolo comune ma molto unito, insomma, in cui anche a livello di amministrazione cerchiamo di lavorare tanto, dal più piccolo al più grande, come ho detto prima, dal bonus bebè, non lo so, a certe agevolazioni per gli anziani, perché non vanno dimenticati nemmeno loro, insomma. Gianfranco Giovini, cosa si sente di dire sentendo questa energia, queste parole, la Laura che ha raccontato che ha voglia di fare questa cosa, la Lucia, Gianni, prima ancora Boris, cosa si sente di dire? Sono tutte bellissime idee, soprattutto legate appunto anche al periodo, che è un periodo di bontà e di generosità. Anche noi a Castelfranco abbiamo fatto qualcosa col presepe, anche se non nella tradizione e soprattutto nella profondità come sono stati organizzati, come abbiamo visto sia a Zenzon che a Revine. Noi abbiamo ospitato una mostra di presepi, sicché avevamo praticamente una trentina di autori, di scultori di fatto, che hanno creato questi meravigliosi presepi con tutti i materiali ed erano proprio ospitati in teatro, nel foyer del teatro accademico. Da molti anni che ospitiamo questa mostra e che riscuote anche il grande interesse e grande successo. Certamente che la tradizione che abbiamo visto rappresentata poi dal vero, come è stata a Revine, insomma, era molto suggestiva e anche dava un'emozione molto particolare, insomma. E anche il fatto che Zenzon attraverso questa manifestazione pensi naturalmente in qualche maniera a chi è un po' indietro, come dico io, che ha magari qualche difficoltà nel corso della vita, è encomiabile ed è da fare un plauso. Un plauso veramente, perché sì, le mostre dei presepi, i presepari che sono bravissime, ma quando tu metti un condominio che scende e si mette nel cortile vicino alla strada e allestisce un presepio e riesce a fare una cosa bellissima, pensate che brava gente abbiamo, che artigiani, perché qui sono artigiani nel vero senso della parola. Io vi ho fatto vedere così, durano ancora questi presepi, ci sono ancora? Magari possiamo chiedere di lasciarli là ancora un po', magari. Perché bisognerebbe veramente visitarli e guardate che voi vedete dei presepi bellissimi, curati nei minimi particolari. Tutto fatto a mano, dalle vesti, dipinti a mano, ma stato anche con certe dimensioni grandi, non solo piccole, dimensioni anche naturali, proprio è una cosa incredibile. Ma sentendo quello che ha detto Laura, Lucia, cosa le viene da dire? Cosa dice a Laura? Per stimolarla ancora di più ad andare avanti? Dopo mi tocca anche a me, pensa, cosa che sono io da mandare a Lucia, robe da matti, vabbè, andiamo avanti. Io dico a Laura che bisogna credere molto, perché ogni grande viaggio parte con un piccolo passo. Io lo dico per esperienza personale, per le cose, insomma, così piccole cose che posso aver realizzato nel mio personalmente anche, ecco. E si parte credendo molto, un piccolo passo, poi strada facendo le belle persone si trovano e si trovano buone persone ed esiste la solidarietà, esiste la meglio gioventù, esiste la bella gioventù e i ragazzi, Marco ne è un esempio, insomma, tra tutti forse, ma esistono tanti bravi ragazzi, tanti giovani che hanno voglia di avere un obiettivo, perché a volte si parla anche dei ragazzi che non hanno obiettivi, che non hanno scopi, la comunità chattante e via. In realtà se li portiamo magari a toccare la realtà si innamoreranno del costruire. Io sono molto convinta di questo, insomma. Ecco, quindi, guardate cosa ho fatto io intanto. Secondo me ce la farai. Lucia parlava e Laura ascoltava, io vi faccio vedere le buste che sono arrivate questa settimana. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, cosa dite? Iniziamo ad aprirle. Apriamo questa piccolina, vediamo cosa c'è dentro e chi ce la manda, perché delle volte non scrivono niente. C'è il bigliettino, ci sono 30 euro, Patti e Francesco, perciò io so chi sono Patti e Francesco. Poi vediamo questa è Iseo e dentro ci sono 50 euro, grazie Iseo.
Vediamo questa, per Mirella da aprire lunedì, pronto fatto, biglietto, vediamo qui cosa c'è, altri 50 euro da Luigina e famiglia, il biglietto lo leggerò domani a Sveglia Veneti, poi qui ce n'è un'altra. Guardate che è una cosa incredibile, per la signora Mirella, e qui ci sono 20 euro, naturalmente anonimo, perciò chi sa, eccolo qua, ma che roba grandi. Poi questa, mamma mia, un bigliettone qua. Non voglio neanche rompere tutto, ma allora, oh là là. Guardate che biglietto mi è arrivato. No, questo lo devo leggere. Se non sai cosa fare delle tue mani, trasformale in carezze. Jacques Salomè. Che bello. Qui c'è una lettera enorme che leggerò. All'interno c'è un'altra bustina e dentro ci sono 50 euro. Grazie veramente, Daniela. Mamma mia che bello, che emozionante. Vice Sindaco, cosa dice? Veramente è incredibile. Vediamo se le ho aperte tutte, se ne manca qualcuna. No, le ho aperte tutte. È una conferma della generosità del nostro popolo, perché anche con piccoli gesti, che sono però significativi, perché probabilmente proprio sono non tanto piccoli, ma chi manda anche i 5 e i 10 euro sì, è evidente rispetto. che se li toglie da quelle che sono le proprie esigenze per darli agli altri, e questo è straordinario come gesti che... Ma allora, Vice Sindaco, noi vediamo sulle televisioni, sui giornali, questi articoli, uno contro l'altro, questa cattiveria, questa invidia, questo rancore. Ma poi quando io ogni settimana apro le buste, i bonifici, i vostri aiuti, i vostri non mi sembra che la gente sia così contraria ad aiutare, a fare solidarietà, perché non è solo il Natale, io la vivo 12 mesi all'anno questa solidarietà, tutti i martedì, tutti i giorni, con le offerte, con gli aiuti, con le telefonate, ma allora non è così vero che siamo un popolo così cattivo? Ma no, forse arrabbiato? No, arrabbiati probabilmente sì, e anche in maniera... Noi poi nel nostro territorio abbiamo avuto delle difficoltà notevoli, ricordo le 2 banche che hanno messo in crisi non solo le aziende ma le famiglie in particolar modo, e di conseguenza questi sono sicuramente delle tracce indelebili in quello che è la vita quotidiana e che non ti permettono magari poi di essere più generoso o generoso. Io mi permetto ma lo dico proprio dal cuore, che questa vostra grande, diciamo così, apertura e disponibilità nel sostenere chi è in difficoltà, di mantenere la serietà che avete, e che vedrete che sicuramente la nostra comunità vi aiuteranno sempre. Perché, ma io dico sempre che non ci siamo solo noi, io anche ringrazio tutte quelle realtà che anche a Natale hanno aiutato gli ultimi, quelli che non riuscivano addirittura a pranzare, con queste mense bellissime gestite da queste associazioni importantissime, da questi giovani che anche il giorno di Natale, il giorno di San Stefano, l'ultimo dell'anno, hanno cercato di aiutare il prossimo che è in difficoltà, l'anziano che ha potuto avere un piatto caldo, la famiglia che ha potuto passare il Natale non da sola ma con altri. Allora a tutte queste associazioni, a tutti questi volontari, Mirella e i volontari di Mirella e tutta la grande famiglia dice grazie, perché non ci sono solo i veneti schiacciati, ci sono tantissime realtà che forse non hanno la fortuna che ha la Mirella di avere le telecamere, che però ci sono e che io ringrazio veramente di esserci. Grazie, 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 perché ci siete anche voi ed è giusto che io vi nomini, perché siete in tanti, state in silenzio, io quando posso vi ascolto, vi do anche spazio, vi dite qui le porte sono sempre aperte, perché siamo in tanti ad aiutare. Questo volevo dirlo perché ci tenevo a ringraziare tutto quel mondo del volontariato che è fatto proprio di persone che donano il loro tempo per aiutare gli altri. Gianni, fra poco
poco arriverà, perché chiuderemo con la pastoria, queste bellissime cose che hai fatto anche tu a Natale, che da anni combatti. Cosa è stato di diverso questo Natale? Diverso in senso artistico o in senso di generosità? Perché so che Isidoro robe sì. Vabbè, se te vuole anticipare quello che dopo si vedrà, comunque bello perché noi siamo riusciti in qualche maniera a collaborare con le scuole e che le scuole aderivano alla nostra iniziativa, nel senso di fare vedere dei lavori e in base ai lavori che creiamo un presepio. Per quello che dico che c'è tante sfaccettature di fare un presepio, questo Zensone che sta un emblema, e ora io ho la fortuna magari che aderisce tutto il paese. Anche a San Marco del Resano ho visto un paese molto attento e molto unito a queste tradizioni, anche là partecipano in tantissimi. Infatti non bisogna muovere perché siete che muovi dopo anche i pochi che magari la voglia di fare ne fa altro, oppure se magari c'è qualcuno che ha iniziative o robe in mente bisogna dare spazio magari in fianco ma viene avanti in calori insomma. E allora guardiamo il servizio della pastoria con Gianni Marini e tutto il suo gruppo. Noeta passo mi, girando e a gambetta te uso il corteo, a far girare la mola è un'arte che consola, moeta rame pare, moeta passo mi. Se cavi la corteletta che lo taglia un sacramento, col quattro che si usa e attorna come giova, dice a questa volta per quattro che i sol. Vale la pena di farlo, altrimenti finisce una cosa che hai sempre portato avanti e speriamo che i giovani riprende questa cosa e riprende perché sennò è finito tutto. Qui abbiamo una Madonna
Ma speriamo sempre che la Madonna ci vuole sempre giovane, altrimenti San Giuseppe è in crisi. E quindi speriamo che altre ragazze giovani prendano il suo posto, se lei decide o di smettere. Noi pensiamo che lei partecipi sempre, però ognuno ha la sua famiglia, ognuno ha le sue cose, insomma. Sì, le tradizioni sono una cosa molto importante e avere questo ruolo è comunque gratificante e speriamo che portare avanti questi valori. Ai persone che lo raccontasse gruppo e quindi abbiamo pensato di creare questa piccola pergamena in ricordo dei 30 anni, quindi a prima a Gianni Marini, il nostro presidente, che da sempre fondatore, sostenitore, insomma tutto per il gruppo. Grazie. Grazie. Secondo Mario Bardini, anche io, uno dei fondatori del nostro gruppo. Grazie Mario. Grazie. Sergio Andrea, anche lui, agli esordi del gruppo. Gianni Marini, allora rivedendo anche sto anno è andata anche a te come Boris, però mi pare che sia una dimostrazione di rispetto quella che è avvenuta quest'anno, quei problemi che c'erano stati, vedere che il sindaco dà un attestato a questa tradizione che fa parte della nostra cultura veneta, perché gli antichi mestieri non sono in tanti, a parte anche il gruppo folcloristico che nominiamo, che abbiamo avuto ospite, ma sono le nostre tradizioni e tu sei veramente uno di quelli che ci dà dentro su queste cose. Ma ho visto tanti giovani e tanti bambini. Sì, che abbiamo fortuna di averli, anche perché vabbè, insomma, il nostro gruppo ha ormai 30 anni e quindi tante coppie si vanno a formare all'interno del gruppo. Fortunatamente, essendo appassionati, i fioi che partecipa. Altre coppie che credono nel nostro gruppo Segno dentro, non tante perché come dicevamo prima, che sei anche i genitori che bisogna che porti i fiori, anche se magari prima ti aveva detto che bisogna accontentarsi però. Bisogna anche sì, ti aveva detto prima, ti aveva detto ti nomi, ti aveva detto ora mi dai che bisogna accontentarsi. Ma siamo contenti, no? Per carità. Ecco. Solo che però, quando è ora di fare manifestazione, qua arriviamo in Piazza dei Signori, tutti quanti tolcia perché uno vuole il suo paese Zampogne, che altro vuole Baretti, però se non avevamo le forze per farlo non abbiamo male anche incontentare questa gente. Però ho visto la gente proprio sue transegne, proprio attenta, contenta, di vedere queste robe, queste nostre tradizioni, questi antichi mestieri, sti canti, sti bai, perché se non che fosse voi altri, non so vedere niente di queste robe qua. Sì, è il compito di un gruppo folcloristico che deve portare avanti le tradizioni, perché purtroppo chi mestieri non si fa più, però c'è anche un metro di pensare a dove che siamo arrivati a Liscia, facendo il mastero 4 ore da lavare, la lavatrice quella che funziona adesso, dove è che siamo arrivati? Prima eravamo partiti ma non prima 200 anni fa. Roba da 60, anche manco anni fa. Però mi vedo anche a partecipazione dei giovani, dei ragazzi e dei bambini, cioè sei contenti di vedere queste robe. Ora bisogna continuare, come che te dici, a portarle avanti queste tradizioni. Cosa dice vice sindaco? È così, come dice, che la tradizione va portata avanti con difficoltà perché, come diceva... Poveri, con pochi aiuti, pochi skate, sempre purtroppo le giovani generazioni sono distratte da altri, diciamo così, utilità e necessità, svaghi, hanno naturalmente degli obiettivi diversi. Legarli, se si parte dalla famiglia, insomma, in qualche maniera fare ricordare attraverso questi momenti della tradizione, del presepe, dell'albero di Natale, eccetera, si crea quel calore familiare che poi si trasferisce anche nelle giovani generazioni. Insomma, io ho 2 figlie che adesso lo fanno in proprio, il presepe e l'albero di Natale, vuol dire che qualcosa gli è rimasto della tradizione della famiglia.
Però il vice sindaco non ha idea quanta fatica chi fa a stare in piedi, perché Scheghi ne arriva sempre pochi, lo sappiamo, e non è che ti può stare in piedi con niente, perché tutto costa. Poveri, io ricerco anche di tenersi su, ma bisogna aiutarli, perché se tutti i bravi politici che viene qua, anche a sveglia vegge, e i veneti, bisogna tenere su i veneti, e tradizioni, quando che te devono andare a Scheghi, per le porte del Serai tutti scampa. E ora come sia questa storia? L'unica sarebbe quella di incrementare il numero delle persone che si dedicano in maniera, e queste naturalmente vendere il servizio ad altri luoghi che non lo fanno. Viene in mente, a Castelfranco non abbiamo una rappresentazione di questo genere. Sarebbe stato bello ospitarla, ne avessero avuto la disponibilità in termini di numeri, come hanno detto, ma purtroppo da quello che capisco sono molto limitati, e trovare qualche sponsor che naturalmente gli assiste nella trasferta, nell'ospitalità, insomma. Questo anche forse... perché la gente gradisce proprio. Sì, certamente. Ma sa, vice sindaco, mi stamattina dicevo a Sveglia Veneti, si nota che impiantiamo il radicio di Treviso in Piazza dei Signori, sì. perché lo conosciamo tutti. Cioè, andiamo a impiantarlo a Miafi, ma a Piazza Miande radicio. Si nota che il Morlacco femo veda sul grappa, perché sa benissimo cosa casè. Bisogna portarlo a Napoli, magari, qui da Napoli viene qua a portare i nostri prodotti, noi altri che portiamo i nostri, secondo io. C'è una difficoltà però tecnica, nel senso che il radicchio, il nostro di Castelfranco in particolar modo, ma anche quello di Treviso, c'è la necessità di farlo resistere, nel senso che si deteriora facilmente e velocemente, sicché esportarlo. Io per portarlo a Mia resiste, sa questo freddo che c'è, mamma mia, sì, però... metto fuori una settimana, mi è sempre buono, non è vero che è così, bisogna andare fuori. Parlavo anche stamattina col presidente Latteria Sorrigo, Lorenzo Brugnera, che ho avuto ospite, e anche lui era d'accordo di dire bisogna esportare fuori, andare dove non arriva. Loro portano i prodotti del sud e noi portiamo i prodotti del nord, e così incrociamo i prodotti. Sarebbe una bella idea. L'occasione mi dà proprio, io ho avuto ospite degli amici siciliani in questi giorni di Natale e gli ho fatto conoscere il radicchio, il morlacco, cioè sono rimasti allibiti perché non conoscevano né il radicchio né il formaggio morlacco. No, chissà che sia volta buona che mangiamo più naranzi di Sicilia e manco quei delle navi, che ha messo nome nave perché arriva quei navi, non sa neanche a dire dove che arriva. Guardiamo il prossimo servizio. Venga a salutarvi uno a uno. Okay.
già 24 anni che facciamo questa manifestazione qua, siamo veramente contenti perché abbiamo sempre più bisogno del presepio, ma non per il senso di come che magari siamo abituati a dire c'è un presepio qua o qua, invece siamo proprio, bisogna che seguiamo quei valori che fa il presepio, sul senso che bisogna aggregarsi, volersi bene, e credo che Giuseppe e Maria mi insegni del bene e non del male. L'anno che abbiamo vissuto anche coinvolto i bambini delle scuole elementari, e questi fiori delle scuole elementari che abbiamo fatto un bel lavoro, nel senso che ha messo anche del suo, che ha voluto fare un'attività su quello che può essere stati i mestieri di una volta, dalla bandera al marangon, al pescador, dopo cosa che era ancora la terra. Ecco, su queste robe qua dopo che sono le poesie in dialetto e le città in dialetto, anche se non era proprio di quanti nostrani, ma resta bello sentirli a dire queste poesie in dialetto, è una roba bellissima, e anche il dialetto che aggrega perché tutti quanti che parlano questa lingua. Adesso che avremo prossimamente il Panevin, siamo il 5 di gennaio a Sant'Angelo, anche con il prologo di Sant'Angelo collaboreremo da tanti anni, e quindi anche fuori al Palò, le calce, addirittura del comune anche che partecipa a questa manifestazione, noi che cantiamo il pastorello, avremo anche un baio sul Panevin, quindi lo proponemo, e il giorno 6 siamo a Noale che è anche qui, è una città che è tanto legata a Treviso perché si somiglia col suo cinta muraria, col suo fiume che è attorno, e là faremo a Befana, a Gaia, quindi la nostra pastoria a parte questo discorso. Il coro folcloristico Paio di Sant'Alberto di Zero Branco ogni anno viene a darmi una mano, sia adesso d'inverno che facciamo il presepe, che anche d'estate quando facciamo la rassegna folcloristica Sile Folk, quindi siamo amici, anche con loro collaboriamo, e ecco un'altra forma di collaborazione. Siamo qua, non ne vogliamo fare un dono a Romina, incenso e brodo, ma divino pastorino. Natale sicuramente bellissimo, all'insegna soprattutto delle tradizioni. Qui abbiamo il gruppo folcloristico, ma ricordo la via dei presepi, il presepio in municipio e poi tanti eventi proprio in salsa trevigiana, quindi vedo tanta gente nelle piazze, per le vie, e vedo anche tanta gente che fa degli acquisti, quindi è un segno positivo anche per la nostra economia. Credo che Treviso sia proprio una città adatta ad accogliere eventi di questo tipo, e poi dimostra tutto il suo calore proprio in questo periodo particolare dell'anno, anche attraverso le osterie, i bigoli in salsa e tutte quelle tradizioni che ci rendono veramente comunità, quindi bellissimo davvero. Auguro a tutti veramente un Natale felice e soprattutto in famiglia, lo dico soprattutto a me stesso ma anche ai cittadini. Spegniamo i cellulari, stiamo in famiglia, godiamoci un po' di serenità con i propri cari e lasciamo perdere, dimentichiamoci per un po' dei problemi e godiamoci questo bellissimo Natale. Bravissimi, bravissimi, un applauso perché ve lo meritate tutto. Ma Gianni, secondo te, sta poetica sia più un albero di Natale o un presepio? Dopo dipende dal metodo dove che tira. Ah, beh, il mio tipo. Secondo te, vedendo, se un albero di Natale che c'è tante luci, bae, ma poca sostanza, oppure se un presepio dove che veramente che c'è i valori, proprio che c'è l'uomo all'interno di questa capanna, la famiglia? Te ne provochi sempre con questi discorsi qua. Adesso sì, questo albero di Natale che se barete piccare, una volta gli peccava il mandarin, la naranza, speriamo che non sia proprio tutte quante frutto di quelli che gli dice, insomma, perché bisogna anche credere, perché abbiamo bisogno della politica. Perché si comincia a fare i pastori e San Giuseppe? Speriamo. Io domandiamo al vice sindaco, secondo io la politica, se più un albero di Natale o un presepio?
Non è una domanda facile naturalmente per chi svolge questo tipo di attività e compie questa missione per certi versi. Io la vedo, per quanto mi riguarda, un presepe, anche se poi non sempre la politica, soprattutto quella alta, quella nazionale, può dare la sensazione di non avere la concreticità che abbiamo invece noi amministratori locali, e allora disorienta poi il pubblico a interrogarsi su quello che è la politica realmente. Però Mirella, mi permetta di così in finale di ringraziare chi mi ha messo nella condizione di portarvi oggi questo assegno di fatto, e sì, ho detto il grazie straordinario e commovente dei cittadini di Castelfranco che hanno così aderito a questa iniziativa che ho lanciato, ma anche agli sponsor, certo, perché sono stati proprio grazie agli sponsor che hanno coperto interamente i costi, perché naturalmente le persone che lavorano devono essere pagate, non sta esatto, e che mi hanno messo poi nella condizione di offrire a chi ha bisogno, evidentemente, attraverso voi, la somma che vi ho portato. Sicché un grazie di cuore agli sponsor e ai cittadini di Castelfranco. Lucia, presepio o albero di Natale la politica? Allora, io sono una neofita. Secondo me, per la breve esperienza che ho in questo campo, secondo me pazienza e lavoro, e quindi la vedrei più presepe, perché il presepe è pazienza nel costruire e richiede tanto lavoro. E basta a volte lo sguardo di un bambino per esserne ricompensati, quindi secondo me pazienza e lavoro e quindi più presepe, anche se anche l'albero insomma può fare la sua figura, a volte c'è bisogno anche dell'apparenza per svegliare e per richiamare qualcun altro, insomma, però più presepe. Sentiamo anche Laura. E per te, Laura? Allora, prendo spunto, condivido la visione del vice sindaco di Castelfranco. Farei una distinzione fra politica a livello nazionale e mentre che la paragono più a un albero, diciamo, nel senso che si perdiamo come si perdevano nei greci, no? L'antica, nelle parole in qualche modo, è poco sostanza. Mentre nelle amministrazioni locali, devo dire, basandomi anche sull'esperienza della mia città, comunque di Roncade, io veramente lo paragonerei a un presepe, persone di buona volontà che ci credono e si impegnano dando molto anche del suo. Quindi farei questa distinzione, ecco. Marco Ponzè, per te la politica è albero di Natale o presepe da giovane? Come la vedi? Alla di la verità, Io non sono molto in questo campo. Ah, Garia giurava che non però una tua idea? Non avrei idee al momento. Ma ti sembra più albero di Natale o presepe dal tuo punto di vista? Dal mio punto di vista, forse per quel poco che conosco, più albero di Natale. Anche a me sono d'accordo con te, perché presepio rimane, lo metti via, lo metti bene, rimane. L'albero di Natale invece appassisce, non hai più niente, e questo è quello che ha fatto la politica, a parte qualche rara eccezione, in tutti questi anni. Grandi alberi, grandi lustrini, gran tutto albero di Natale, però alla fine a noi non rimaneva niente. E io con queste parole adesso passo la parola a Marco. Con quale brano chiudi questa puntata? Tango pour Claude. Ecco, e perché hai scelto questo brano, Marco? Forse perché è un po' più adatto alla situazione del natalizio e è un po' più allegro, ecco, tira su un po' il morale. Perciò tu dici meglio finire in allegria che chissà cosa che ne porterà via. Avevo fatto anche la rima. Allora vai Marco con questa bellissima... E poi noi ci salutiamo dopo. Intanto sentiamo il brano di Marco. Adesso lui sta montando la macchina, io lo sto guardando, lui è tutto emozionato perché sa che ha un pubblico molto molto attento a questa sua esibizione. Ma intanto che Marco si prepara, io rivedrei un'altra volta queste bellissime calze che abbiamo su questo cesto,
Pensate, tutte le calze che io ho distribuito ieri, erano più di 150 calze che abbiamo distribuito, sono tutte calze che sono arrivate dai cittadini. Perciò i volontari con cura le hanno messe via, le hanno riempite, queste sono tutto fatte a mano, nel senso riempite a mano, con tutti i prodotti che arrivano dalle persone che ci vogliono bene. Perciò pensate, lo devo dire, perché anche qua è stato fatto un lavoro molto importante, molto grande, però io ho visto che dare la calza, come la daremo anche mercoledì, perché non tutti sono riusciti a venire ieri al Banco Solidale per problemi anche che non sapevano come arrivare, degli anziani, voi non avete idea quando io il mercoledì do la calza a quegli anziani che ieri non hanno potuto venire, è un'emozione unica, spero di farvela vedere perché merita di vedere i loro occhi, non i loro volti ma i loro occhi. Prego Marco. Bravissimo, alla prossima settimana con il punto di Leopoldo Botero che è in Spagna. Chissà cosa ci porterà. Alla prossima settimana, non mancate i Veneti Schiacciati, ciao!